Marianna Boccolini, la ragazza dei miracoli. Salve a tutti carissimi, oggi voglio raccontarvi una storia che ha come protagonista una ragazza in cui si possono riconoscere tanti adolescenti, perché Gesù ci ha creato per essere santi e questa ragazza ha vissuto una storia di ordinaria santità, perché per chi è figlio di Dio, come lo siamo tutti quanti, la santità non deve essere qualcosa di straordinario, ma è qualcosa di ordinario, e spesso siamo circondati da persone che sono sante e neanche ci accorgiamo della loro santità. A volte non ci accorgiamo neanche della nostra di santità. La ragazza si chiamava Marianna Boccolini, è vissuta purtroppo solo 18 anni e dal 1992 al 2010, era nata il 7 maggio del 1992 e si è spenta il 18 agosto del 2010 in un incidente stradale. La sua storia è, diciamo, diventata un po' di pubblico dominio, perché delle persone che hanno pregato davanti all'immagine di questa ragazza, o che magari ne hanno visitato la tomba pregando proprio sulla sua tomba, hanno ricevuto dei miracoli veramente straordinari. Questa ragazza era originaria di Narni e era figlia di genitori che non erano cattolici praticanti. E quando la ragazza era ancora bambina, i genitori si separarono. Però ecco, la ragazza Marianna affrontò tutto con grande serenità, sicura che i suoi genitori avrebbero continuato a volersi bene a modo loro e comunque a voler bene a lei, insomma. Quindi cercò, ecco, nella fede una sorta, ecco, di conforto e di un modo per poter affrontare in maniera serena quello che per lei fu un grande dispiacere. Poi ecco, questa ragazza ebbe una sorella che entrò nella sua vita quando lei aveva 12 anni, e che la madre ebbe da un altro compagno. Immediatamente, ecco, la ragazza già da tempo aveva iniziato a mettere al centro della sua vita Dio, le preghiere e la fede. Era una ragazza che era un concentrato di talenti ed era una persona molto matura, sia umanamente che spiritualmente. Ricevette la Santa Comunione sempre con una grande consapevolezza e parlava di Dio e di Gesù ai suoi coetanei. Aveva un'altissima stima e considerazione della legge di Dio, che riteneva rafforzasse la libertà delle persone, e assolutamente non credeva che i comandamenti servissero a rendere schiavo l'uomo. Pensava che invece l'assenza di comandamenti servisse a rendere l'uomo schiavo. Era una ragazza, abbiamo detto, piena di talenti, amava disegnare, dipingere, frequentava il liceo classico. Il suo intento era, dopo di voler fare l'università, magari per diventare giornalista, insegnante oppure medico, come la sua adorata madre. Ebbe sempre una grande attenzione per i sofferenti e era molto in pena per le situazioni di guerra che ci sono un po' in tutto il mondo. Sapeva che le cose sarebbero potute migliorare solo se ciascuno di noi avesse superato i propri egoismi e si fosse dato da fare per aiutare gli altri.
Era molto brava e impegnata nello studio e tuttavia, era consapevole che, brillare nella carriera scolastica, e mancare, al contempo, di carità verso il prossimo, non serviva a nulla. Insomma, il 9 lo si doveva avere non solo nello studio, ma anche nel comportamento, nella vita di tutti i giorni, soprattutto manifestando solidarietà e altruismo verso gli altri. Fu proprio seguendo il suo esempio luminoso di fede e di straordinaria umanità che, un suo compagno si convertì al cattolicesimo e, il suo esempio fu seguito anche, da altre persone che magari erano un po' lontane dalla fede e diventarono praticanti, insomma, grazie al suo esempio. Un giorno, ecco, accadde un episodio che fece pensare alla mamma che la ragazza aveva una chiara idea che presto sarebbe venuta a mancare. Infatti un giorno Marianna chiese alla mamma: "Che faresti se io morissi?" E la mamma rispose: "Se dovesse succedere, figlia mia, io verrei con te." E Marianna disse: "No, mamma, tu devi vivere, tanto poi staremo insieme per sempre." Purtroppo, ecco, questa premonizione della figlia si avverò ben presto perché Marianna, lasciò questo mondo il 18 agosto del 2010 in seguito a un incidente stradale e, venne sepolta indossando l'abito da sposa della madre perché aveva, avuto modo di vederlo e in presenza della mamma e della sorella aveva detto, riferendosi a quell'abito da sposa: "Vorrei indossarlo nel giorno più bello della mia vita." Quindi è stata appunto è stata sepolta con l'abito nuziale, per andare incontro al suo sposo celeste, cioè a Gesù. Ecco che, da quel momento, anche dopo la perdita appunto della figlia, anche la madre incominciò, avere una fede fervorosa, quella stessa fede fervorosa che aveva animato la figlia. E molte persone iniziarono ad andare sulla tomba di Marianna che si trova a Narniscalo, o iniziarono a pregare davanti a una sua immagine o semplicemente si iniziarono a rivolgere a lei per qualunque problema e, iniziarono ad avvenire i primi miracoli. Ad esempio, una donna che non riusciva a concepire figli, partorì, finalmente la sua prima figlia a quasi 40 anni, il giorno di Santa Marianna. Un'altra donna, riuscì, dopo aver pregato Marianna, ad avere il primo figlio proprio il 7 maggio, che era il giorno del compleanno di Marianna. Un anziano paraplegico che aveva pregato, Marianna durante il suo ricovero ospedaliero, fu esaudito in questa sua preghiera e, guarì perfettamente. Da notare che era ricoverato, nella stanza, numero 8 di un ospedale, nel letto 18 e Marianna, era appunto salita, cioè era morta, era nata in cielo proprio il 18 agosto del 2010. Ecco, vi lascio alle immagini che riguardano la sua tomba e spero che possa anche nella vostra vita questa straordinaria ragazza, portare tanta gioia, tanta benedizione e speriamo insomma di vederla presto, salire agli onori degli altari, insomma, perché no, ecco, ci piacerebbe avere nel calendario un'altra Santa Marianna, veramente con tutto il cuore. Bene amici, grazie per avermi seguito fino qui.
A presto cari, che la nostra cara Marianna ci possa benedire tutti quanti.